Agosto è stato il mese delle frane, numerosi i dissesti in Cadore, l'apice negativo in Valle del Boito, dove si sono contate 3 vittime. Da San Vito ad Auronzo i problemi del dissesto idrogeologico sono emersi in tutta la loro imponenza. Il governo ha stanziato subito 2 milioni di euro, ma ne servono almeno altri 13,5 solo per ripristinare i beni pubblici. Per i danni subiti dai privati è in corso la conta dei danni. Il ministro Galletti, in visita a San Vito di Cadore, aveva promesso. Ci sono state fatte delle promesse dal ministro Galletti di una prima tranche di 153 milioni di euro. Allo stato attuale non ho dei riscontri oggettivi, quindi torneremo alla carica per almeno avere quei soldi lì. Perché in realtà ne servono ben di più per mitigare il rischio in una regione dove sono 10.000 le frane censite, di queste 6.000 nel Bellunese. C'è un piano di interventi per la mitigazione, pronto. Abbiamo 3 miliardi e mezzo di progettazione in corso, abbiamo 1 miliardo di opere cantierabili, abbiamo attivato tutti i canali di finanziamento europei e nazionali per portare a casa il massimo possibile per mettere in sicurezza il Veneto. Regione e comuni tornano alla carica, servono risorse per la sicurezza del territorio e dei cittadini. Insieme intenderemo portare avanti queste nostre richieste, che sono proprio richieste di messa in sicurezza del territorio. Per quanto riguarda San Vito, noi intendevamo agire proprio con lo scavo del canale numero 5 su Chiapuzza, per alleggerirebbe un attimo la tensione su quel fronte. Per ripristinare un grado di sicurezza almeno pari a quello precedente agli eventi. Mi pare che l'orientamento generale, anche politico, su questo tema, benché siano opere che si vedono poco, è quello di affrontarlo, insomma, perché la montagna è fragile e gli eventi lo dimostrano, no?